Simone Moret, presidente della Proloco di Cison di Valmarino. Presidente, un grande sforzo organizzativo, però guardando questa piazza ne vale sempre la pena. Ne vale sempre la pena e ogni anno siamo sempre più convinti. È uno sforzo che coinvolge tutti, tutta la comunità, è uno sforzo di un anno che sfocia in 10 giorni in cui il paese si popola di voci, di colori, di musica, di profumi, ricordando anche tutta la parte gastronomica. È bello vedere tutti gli anni migliaia e migliaia di visitatori che rimangono ancora impressionati dalle nostre scelte degli espositori, che comunque è una selezione molto attenta che facciamo tutti gli anni, che rimangono impressionati anche dalla parte musicale, sono più di 40 eventi musicali anche quest'anno. Diciamo che è tutto un contorno e nel borgo di Cison, che ogni anno diventa sempre più bello grazie anche a nuove ristrutturazioni, nuovi recuperi. Non solo un'esperienza immersiva nel mondo dell'artigianato, ma anche numerosi eventi culturali e laboratori. Sì, abbiamo anche quest'anno molte presentazioni di libri, incontri con gli autori degli stessi libri, perché ci piace comunque far capire perché gli autori scrivono e non presentarlo semplicemente tramite una terza persona. Oltre a questo proponiamo anche quest'anno delle mostre, abbiamo il piacere di ospitare quest'anno l'Expo Ferroviario, grazie all'associazione Ferrovia Arrugginite che ha voluto partecipare, ha accolto caldamente il nostro invito. Abbiamo un'altra edizione della Mostra dell'Artigianato all'Arte curata da Max Solinas, anche qui abbiamo 5 artisti di diverse tipologie che vanno diciamo, a popolare il piano superiore delle cantine Brandolini. Oltre a questo abbiamo un'esposizione a cielo aperto nella piazza Brandolini. Ci sono 5 treni della collezione del Comitato Imprenditori Veneti Piave 2000 che vanno a raccontare un po' di storia che magari è stata dimenticata perché la ferrovia una volta passava anche da queste parti. Quindi l'invito è: venite a Cison di Valmarino. Venite a Cison di Valmarino, passeggiate, guardatevi intorno perché ogni scorcio ha un suo motivo e è tutto fatto per accogliere al meglio i visitatori. Grazie. Grazie.